Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi martedì 28 gennaio 2020 e vediamo insomma cosa ci aspetta dalle costellazioni in questo giorno. Prima però di cominciare vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto di iscrivervi qui su YouTube anche al mio canale. Vi ringrazio sempre moltissimo. Dunque vediamo questa giornata di martedì governata dal dominatore Marte, che sicuramente ci darà una grande spinta, una grande carica energetica e per qualcuno un po' un animo battagliero più evidente del solito. Comunque è sicuramente una giornata che ci impone una buona mole di lavoro e anche la necessità magari di sgomitare un pochino per riuscire a farci sentire, far valere le nostre ragioni. E comunque anche se è possibile che si creino motivazioni o contesti in cui sia necessario appunto imporsi un pochino, è anche vero che questa costellazione e questa giornata, questo dominatore ci daranno sia le occasioni sia la forza per riuscire comunque in questi intenti. La giornata comunque si apre con la luna che passa in prima battuta nella costellazione Bilancia e questo dà sicuramente un'ombra romantica e positiva a tutta la giornata. In effetti dobbiamo fare attenzione un pochino a non fantasticare troppo, a non illuderci laddove poi in realtà non ci siano le vere condizioni, ma soltanto perché magari sentiamo un bisogno di colmare un vuoto o un'assenza o appunto un bisogno stesso, il bisogno di un bisogno. È possibile dunque che possiamo magari fraintendere qualcosa o colorarla con lenti rosa quando magari non è così. Dunque attenzione perché magari la presa di coscienza che la cosa non è esattamente come la vediamo potrebbe insomma rivelarsi un po' dura da digerire. Comunque è una giornata favorevole, sebbene possa portare una qualche tipologia di difficoltà che potrebbero appunto ostacolarci magari sul lavoro per una serie di piccoli imprevisti o accavallarsi di compiti che magari distrattamente abbiamo messo agli stessi orari riusciremo comunque a risolvere le nostre difficoltà e a completare tutti gli incarichi. È anche possibile doversi spostare più volte nell'arco della giornata o dover progettare un viaggio a lunga gittata. Queste costellazioni comunque spiegano come un viaggio sarà sicuramente favorevole e favorito. È possibile però che se non compiuto possa per paradosso portare qualche somatizzazione a livello nervoso. Dunque magari se non riusciamo a compiere un viaggio, a spostarci, magari proviamo ad esorcizzare questo influsso e questo significato di queste costellazioni concedendoci una lunga passeggiata. Questo potrebbe sicuramente giovarci e non poco. È possibile comunque qualche piccolo colpo di fortuna nell'arco della giornata e dunque, perché no, proviamo a cogliere e a trarne vantaggio. È comunque una giornata molto favorevole per le collaborazioni. Ecco, ci sono giornate che non lo sono e dove sconsiglio di stringere accordi o collaborazioni con le persone, questa invece è una di quelle giornate dove in particolar modo le collaborazioni sono favorevoli e positive e porteranno sicuramente stabilità e sicurezza in ciò che andremo a compiere in questa giornata. Per quanto riguarda invece eventuali o possibili questioni legali che dovremmo andare a discutere in questa giornata, l'esito sarà particolarmente favorevole. Dunque ottimo, è un ottimo giorno per poter far valere i propri diritti sia personali che magari economici, laddove dovessero esserci state questioni
con soci o situazioni lavorative pregresse. Io dunque vi auguro che sia questa un'ottima giornata, che tutte le forze di Marte ci sostengano. Mi raccomando, se avete segni di fuoco, cercate di scaricarlo facendo dello sport, perché oggi l'input che riceveremo sarà molto più forte, e lo sport, ma anche qualcosa appunto che scarichi, trovate voi il modo di incanalare l'energia in eccesso. Per i segni di aria ottimo, sicuramente ottime idee, ottime chance per creare delle valide collaborazioni, ma anche per ricevere insegnamenti o trasmetterli, valido anche per scrivere, se vi capita. Oggi è una giornata molto favorevole appunto anche per gli scrittori, per chi volesse cominciare un lavoro, chi dovesse redigere una relazione. Avrete sicuramente l'ispirazione giusta e la carica giusta per portare a compimento questo compito, mentre per i segni di acqua è una giornata forse un po' più in dubbio, dove potrebbe prevalere eccessivamente l'emotività e accrescere le insicurezze legate al bisogno appunto di appoggiarsi a qualcun altro. Dunque è una giornata dove dovremmo sfidare un pochino di più la nostra capacità di stare sulle nostre gambe e di non lasciarsi trascinare da eccessi emotivi, mentre per i segni di terra sarà sicuramente una giornata positiva, favorevole, con qualche difficoltà in più a livello economico, qualche ostacolino in più, che però verrà poi brillantemente superato da un piccolo colpo di fortuna. Dunque vi auguro appunto un'ottima giornata e un buonissimo proseguimento. Noi ci ritroviamo sempre con le previsioni domani per vedere insomma come andrà il mercoledì 29 gennaio. Grazie di cuore per la vostra partecipazione, ci ritroviamo appunto sempre su questo canale. A presto dalla vostra Edegata.